Al Comunale di Marineo in scena la 12ª giornata del campionato di eccellenza siciliana. L'Enna di Mister Strano, reduce dal rinvio dell'ultima sfida a causa nebbia contro il Casteldaccia, rende visita al Marineo, che invece si è fermato sul campo del Cus Palermo per 2-0. Dirige l'incontro il signor Kindamo della sezione di Como, coadiuvato da Corona di Marsala e Poma di Trapani. Si affida al consueto 4-2-3-1 il tecnico gialloverde di fronte a Caruso, Spazio a Bonanno, Zappalà, Rallo e Scaletta in mediana. Sessa e Strano, trittico di mezze punte composto da Arcidiacono, Amaia e Caronia. Dietro il terminale offensivo il Toro Ivan Agudiak. All'8º, prima azione di gioco di Marca Enna con Amaia che resiste a una carica, calcia in porta, in due tempi fa sua la sfera Sesai, reazione del Marineo al minuto 17 e Rama che sfiora il gol. Questa bella azione personale, il suo offendente Sibila vicino al palo. Poco dopo la mezz'ora la punizione insidiosa è di Mustacciolo, percorre un brivido lungo la schiena di Caruso, si complica ulteriormente la situazione in casa Enna. Amaia si lascia andare alle proteste verso il direttore di gara Comasco e cede un po' troppo, 2 gialli, conseguente rosso, ed Enna in 10 uomini. Dopo 35 minuti di gioco non valgono a nulla le proteste dell'attaccante argentino. Va in archivio così una prima frazione di gioco complicata, avara anche di emozioni da rete, passando con le nostre immagini a cura di Antonio Caroè al film della ripresa. Cambia l'inerzia di questa sfida nonostante l'inferiorità numerica. Attacca la formazione di Mister Strano con l'appoggio per Caronia. Sesai si allunga e fa suo il pallone, costretto ad alzare bandiera bianca. Zappalà al suo posto dentro di Dio. Minuto 55. Strano apre a sinistra per Biccio Arcidiacono, la sovrapposizione dell'ex Messina e Giarre. Un occhio in mezzo, il cross di Arcidiacono per Agudiak di testa che porta in vantaggio l'Enna. 55esimo, il Toro Agudiak con questa esultanza dimostra tutta la sua personalità e porta in vantaggio l'Enna nonostante l'uomo in meno. La reazione del Marineo non tarda ad arrivare con Fuschi che sfonda a sinistra, mette in mezzo il miracolo sul quasi autogol da parte di Dio. 70esimo, continua a offendere il Marineo, servono però i riflessi di Caruso per difendere il risultato. Padroni di casa che lamentano anche un calcio di rigore al 72esimo per tocco di Scaletta su Sainey. Lascia proseguire il direttore di gara, ancora cambi intanto con Prestia che fa il suo ingresso in campo al posto di Arcidiacono. Sarà protagonista dell'azione seguente avviata dal rinvio di Sessa. Allora Caronia scappa, può sfruttare ora le sue frecce in campo aperto. Lenna, Prestia dà uno sguardo in mezzo per l'inserimento di Ivan Agudiak all'incrocio. 2-0 Enna, un argentino in quel di Marineo spacca la partita, doppietta, un super gol, un cioccolatino di Prestia solo da scartare. Lo fa al meglio il numero 9 di Mister Strano che porta sul doppio vantaggio l'Enna nonostante l'inferiorità numerica. Caruso che però viene chiamato seguentemente alla doppia respinta sulla solida azione personale da parte di Fuschi dentro la Vardera e Nicosia per Strano e Scaletta. Minuto 89, primo errore di questa sfida da parte di Caruso che tocca Rama, indica il dischetto del calcio di rigore, il fischietto Comasco. Conseguente ammonizione per l'estremo difensore ennese. Dagli 11 metri si presenta Maggio che va con un destro, fa un buco alla porta dell'Enna, riaccende le speranze per il Marineo che si riversa in avanti per l'ultima azione, anche se sa in area di rigore smanaccia Caruso. Triplice fischio del direttore di gara. Enna che si impone a Marineo grazie alla doppietta del Toro Ivan Agudiak. Solo per gli almanacchi la rete di Maggio nel finale. Enna che sale a quota 23 punti a meno 7 dalla vetta con una gara da recuperare. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.